Sì. Che dire, dopo tutti questi interventi è chiaro che dobbiamo prendere atto del dramma che la Sardegna si trova esattamente al centro di strategie, di grandi strategie della speculazione. Per cui questo ci pone seri problemi da farsi. Saras non è venuta in Sardegna a fare opere di bene, lo sappiamo da 50 anni. Sappiamo che cosa ha prodotto a livello di territorio, quindi in termini di consumo di territorio, di inquinamento dell'aria, delle acque. La Saras è stato un disastro con ricadute sulla salute delle popolazioni spaventose, per cui la Saras continua lungo quel filone, per cui oggi ci propone le trivellazioni, dice quanto è buono il metano, è entrato prima di tutto in conflitto, la Saras entra in conflitto col gasdotto Galsi, una cosa terrificante, un progetto terrificante, però poi dice quanto è buono il metano che magari riusciamo a recuperare da queste trivellazioni del territorio sardo. Quindi dopo aver distrutto aria, suolo, adesso la Saras, sempre intenta a fare opere di bene, deve distruggere quello che è anche il nostro sottosuolo. E dobbiamo fare delle riflessioni molto attente anche come popolo, come cittadinanze, perché ci troviamo di fronte a un'altra realtà inquietante, e che è non il disinteresse, la disattenzione delle istituzioni a tutti i livelli, dallo Stato italiano che vede nella Sardegna la più grande discarica, quel territorio appendice che deve essere rigorosamente desertificato perché serve per gli affari degli altri. Poi ci incolpano anche di essere pochi. Siete pochi, questa bassa concentrazione demografica, per cui se vi spostate ancora meglio, oppure vi farete fuori da soli con l'inquinamento. Tutto va controcorrente qui in Sardegna, lo diceva Vincenzo poco fa, quando parlava anche del carbone, dappertutto si rema contro il carbone. In Sardegna si insiste ancora col carbone. Qualcuno ha anche detto ma fa bene perché produce CO2. E questo è stato detto da un politico. No, ma in fondo produce CO2, al che ho abbandonato il confronto. Saras, vorrei dire anche a Giordano che la Saras lo smentisce con un articolo pubblicato sull'Unione Sarda ieri, dove dice consegnato lo studio di impatto ambientale, e poi qui decanta tutte le sue opere di bene, dicendo che stanno molto attenti alla salute, tutte code delle popolazioni, che loro sono attentissimi, che fra l'altro anche per quanto riguarda il fracking, che assolutamente non ci dovranno spiegare quali sono le loro nuove metodiche per portare avanti questa oscenità. Il problema delle istituzioni, perché oggi più che mai si chiede l'attenzione e il coinvolgimento delle cittadinanze, perché le istituzioni sono completamente fuori pista, o perlomeno saranno lungo le piste degli interessi delle grandi lobby, perché forse hanno qualche manciatina di mangime da avere in cambio, non lo sappiamo con esattezza, però nessuno risponde più a nulla. Lo Stato ci vede come sede di discarica e di affari, la regione autonoma della Sardegna è completamente, e oggi più che mai con cappellaccio, peggio di sempre, al servizio delle multinazionali. Lo stiamo anche vendendo il territorio, adesso ne vendiamo un pochino al Qatar. Promuove tutto quello che va contro la vocazione del nostro territorio, della nostra cultura, quindi ambientale, della nostra economia. Lui stesso, nel momento in cui si dice la Sardegna è fra le regioni d'Italia in testa nella differenziata dei suoi rifiuti urbani, dice bravissimi, fanno un'eccellente differenziata, per cui stando a questo discorso dovremmo ridurre gli inceneritori, non ci servono, no? Invece è recente di un mese, cioè più di un mese, di gennaio, una delibera, sempre quelle nascoste che non vengono pubblicate fuori non ci sono mai nei siti della regione autonoma della Sardegna, dove praticamente
con il carattere dell'urgenza promuove l'installazione nel nostro territorio di altri 3 grossi inceneritori e così potremo andare avanti all'infinito. Per cui qui noi dobbiamo muoverci, cioè ci dobbiamo mobilitare. Io sono un modestissimo consigliere regionale, che io faccio tutto quello che posso fare, remo contro vento e spesso, quasi sempre in solitudine, per cui anche a tutte le interrogazioni, se entrate nei siti anche ufficiali del Consiglio regionale, troverete una valanga di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, proposte di legge, di mozioni che non vengono discusse, interrogazioni a cui non viene data nella stragrande maggioranza dei casi neppure una risposta, nel senso che viene anche leso il diritto di un consigliere regionale eletto dal popolo di avere risposte alle sue interrogazioni. È stata costituita anche in questa legislatura una commissione d'inchiesta. L'abbiamo creata questa commissione d'inchiesta proprio con la funzione di vigilare su questa illegalità della giunta regionale, ma non ha funzionato neanche la commissione d'inchiesta. Per cui io sono davvero molto allarmata, perché sta passando tutti. Noi non possiamo permettere che la Sardegna diventi terra di discariche, di inceneritori, di porcherie, di trivellazioni, anche perché la storia dimostra con le stesse trivellazioni che ci sono solo dei danni per noi. Cioè il terremoto che c'è stato in Emilia Romagna, noi lo definiamo terremoto, la stampa per così praticità lo definisce terremoto, ma di fatto io sono stata 2 volte lì, ho sentito le popolazioni che dicevano no, questo non era un terremoto, queste erano assolutamente delle esplosioni, quindi descrivevano le dinamiche del sisma come legato ad esplosioni e non con le caratteristiche proprio di un sisma classico. Questo anche per come si è articolato nei tempi, una storia che non finiva mai. E questa è una regione d'Italia particolarmente mortificata dalle trivellazioni. Quello che diceva Giordano prima è reale, anch'io l'ho visto in prima persona, sono andata lì, vedi i pozzi in mezzo a queste aree coltivate, esattamente quello che vogliono fare da noi, distruggere il nostro ambiente, dare il corpo mortale all'agricoltura, quando invece noi dobbiamo rigorosamente ripartire dalle nostre economie tradizionali. Noi vogliamo un potenziamento della nostra agricoltura, della nostra pastorizia, vorremmo una legge sulla pesca, perché l'altra grande vergogna per la Sardegna e per noi sardi è che, pur essendo in un'isola al centro del Mediterraneo, non siamo dotati di una legge sulla pesca. E qui potremmo aprire una parentesi che ci porterebbe lontano, e anche al discorso del tonno che ci viene comprato per 0 euro e parte a Malta, dove vengono messi all'ingrasso ad arricchire le casse del Giappone, e noi siamo assolutamente indietro. Il problema del gasdotto Galsi, al quale i partiti politici, sarà gran parte dei partiti politici, ci stanno dietro, insieme anche ai sindacati e anche qualche movimento c'è dentro, e ahimè c'è anche qualche movimento cosiddetto ambientalista, e che non ha capito ancora, perché forse non legge, perché il progetto Galsi, scusate se vi annoio, però è importante che ve lo dica, viene ripreso filo per segno dall'ultima finanziaria regionale, dove all'articolo 3,1 in materia di finanziamento alla società Galsi, alla quale noi Regione Autonoma della Sardegna dovremo regalare 150 milioni di euro, e dice: per il gasdotto che dall'Algeria porterà il gas metano all'Italia del Nord, passando attraverso la Sardegna. Quindi ci stanno dicendo che è una servitù di passaggio, quindi ci siamo talmente ricretiniti da esserci ridotti a comprarci le servitù.
Ci stiamo comprando un servitù, non chiediamo neanche, siccome siamo in povertà vi facciamo passare, fate i vostri però pagateci, no, li paghiamo noi. E per i sardi non è prevista nessuna rete di distribuzione del gas metano, detto in termini chiari. E inoltre l'Algeria è strano, perché pur essendo l'Algeria partner, a questo punto dice: ma noi non ve lo vogliamo dare, perché una famiglia su 2 in Algeria fa uso del gas metano, l'industria algerina si alimenta col gas metano, avremo questo gas ancora per una quindicina d'anni, quindi difficilmente potremo onorare gli impegni internazionali. Invece tutti quindi ci stanno dicendo, proprio ci stanno scaricando. Questa è la leadership della Sonatrach che gestisce il gas metano, che avrebbe tutto l'interesse a venderlo. Hanno anche detto: ma noi per venderlo in fondo potremmo passare dal costo attuale di mercato 4-5 dollari a 8-10 dollari. Della serie ve lo rendiamo talmente impossibile che non ve lo vogliamo proprio dare. Allora la domanda: scusate, ma il gasdotto Galsi conviene o no? Diceva: Galsi non conviene. Allora io vorrei capire la ragione per la quale si continua a insistere, anche le nostre istituzioni regionali, la nostra istituzione regionale, che implora il governo italiano a non disimpegnarsi dall'affare Galsi. Quindi è evidente che torniamo al discorso iniziale, che ci troviamo di fronte a una strategia di speculazione sconfinata e spudorata, perché è scritta e chiara a tutti, però si continua a insistere. Tra l'altro una domanda semplice che io mi pongo è questa: ma questo è tempo di gas metano? Il gas metano ai sardi l'hanno negato quando c'era la maledetta industria, parlo di 20-30 anni fa, quando con tutta probabilità poteva tornare utile per alimentare quell'industria e anche per le nostre famiglie poteva servire allora il gas metano. Invece alla Sardegna niente, gli altri l'avevano, a noi nulla. A noi lo propongono fuori tempo massimo, quando anche la tecnologia oggi è talmente avanzata da garantirci una produzione energetica per il fabbisogno delle famiglie, delle nostre imprese, praticamente a costo pressoché zero. Quindi tutta questa corsa alla produzione energetica è davvero inquietante e dobbiamo riflettere. Quindi il gas metano la devono smettere sia col gasdotto sia la Saras, che adesso dice che il metano che troverà nel nostro sottosuolo, quello sì che vale. Dobbiamo diffidare, dobbiamo vigilare. Io non voglio ripetere nulla, vorrei solo dire una cosa a Vincenzo sulla storia delle patologie regalatici dalla Saras, che è un altro punto di cui poco si parla e su cui la scienza sta indagando, sono proprio i danni genetici. I danni prodotti dall'esposizione della nostra gente a questo inquinamento inquietante, per cui i bambini rischiano davvero di nascere con danni genetici che li predispone sì a ulteriori patologie per il futuro, su cui oggi non possiamo dire assolutamente nulla. Quindi direi che questa brava gente così disponibile che viene da noi gratis, no? A portarci via finanziamenti, perché questi mangiano finanziamenti pubblici da 50 anni, fiumi di denari arrivati con i piani di rinascita, con la scusa che tutti questi fiumi di denaro direte al Sulcis, quanti ne sono arrivati, no? Perché avevano l'intento di far superare ai nostri territori e alle nostre popolazioni la grande povertà. Quindi uscite dallo sviluppo, noi vi mandiamo tutti questi soldi, ma il risultato anche del Sulcis è sotto gli occhi di tutti: inquinati, distrutti, più poveri che mai, e si sono mangiati tutti i soldi. Carbo Sulcis continua a chiedere soldi senza fare i conti sui finanziamenti che praticamente ha incamerato senza dare mai conti. Giorni fa ho visto alcune fatture, ma non possiamo neanche discuterne troppo, perché le ho viste clandestinamente, di acquisti che ci viene da piangere, tipo una sedia normale, un sedile normale, che può costare dal fornitore X 400 euro, messo in conto per
6.000 euro. Stessa ditta fornitrice, stesso produttore, questo è solo un esempio. Quindi purtroppo da noi le cose stanno andando avanti in questi termini. Io davvero non posso, come politico, che ho anche un forte timore a classificarmi tale, perché non sono impotente, questo è il problema. Quindi io dico davvero grazie a tutti i cittadini che riescono a organizzarsi, a mobilitarsi, perché badate, non ci sono altre speranze. O ci mobilitiamo come cittadinanze, se no davvero siamo finiti. Grazie, scusate. Grazie.